Benvenuti! Oggi vi presento un modo diverso di servire in tavola una degustazione di formaggi. Potete prepararla con i formaggi che preferite. Io ho scelto per voi una selezione di formaggi italiani DOP. Ingredienti per la tavolozza di formaggi: 5 albumi d'uovo, 35 g di riso soffiato, 30 g di Castelmagno DOP, 80 g di Asiago DOP, 50 g di Montasio DOP, 50 g di gorgonzola piccante DOP, 50 g di caciocavallo siciliano DOP, 10 g di burro e ancora 20 g di riso soffiato e un pizzico di sale. Ingredienti per la salsa di melone al moscato: 100 g di moscato d'Asti, 300 g di melone, 12 g di gelatina in fogli, 3 cucchiaini di miele, una stecca di cannella. Per comporre la tavolozza iniziamo riducendo in polvere impalpabile i 35 g di riso soffiato. Utilizziamo 20 g di questa polvere unendola alle chiare d'uovo e montiamo fino ad ottenere un composto corposo e stabile. Questo metodo per montare stabilmente gli albumi con farina e riso soffiato l'ho chiamato meringa malaneve e potrete vederne in particolare le caratteristiche nella puntata ad essa dedicata. Nel frattempo grattugiamo il Castelmagno DOP e non appena montate stabilmente le chiare uniamole insieme ai restanti 15 g di riso soffiato in polvere, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto con una spatola. Con l'aiuto di una tasca da pasticceria e di una punta finemente stellata, formare 12 meringhette tonde e 12 più allungate, disponendole su un tappetino di silicone rigido. Infornare subito per circa 20-25 minuti a 160 gradi. Nel frattempo tritate più grossolanamente gli ultimi 20 g di riso soffiato, con uno spessore simile a quello di un pangrattato, e fatelo tostare in una padella antiaderente con burro fuso ed un pizzico di sale. Non appena raggiunto un colore ambrato, toglierlo dal fuoco. Sforniamo le meringhette. 6 di quelle più allungate sono già pronte per la tavolozza, saranno quelle al gusto di Castelmagno. Tagliamo 6 spicchi di Asiago DOP. Passiamoli sulla piastra sui due lati lunghi, uno alla volta. Non appena lo avremo sciolto leggermente su ambo i lati, passiamolo nel riso tostato facendolo aderire. Ora puliamo il padellino e versiamoci il formaggio Montasio DOP tagliato in piccolissimi pezzi. Farlo sciogliere completamente ed immergervi una ad una 6 meringhette tonde, rivestendole completamente all'esterno. Quindi passarle nel riso tostato alla loro base, ottenendo così 6 piccoli tartufi bianchi. Puliamo di nuovo il padellino e facciamo fondere ora il gorgonzola piccante, con il quale rivestiremo solamente il fondo delle ultime 6 meringhette tonde. Anche queste verranno passate alla base nel riso soffiato tostato. In cima a questi mignon possiamo decorare con un piccolo punto di gorgonzola fuso. Le ultime 6 meringhe allungate le prepariamo con il caciocavallo siciliano DOP. In un padellino caldo versare il formaggio tagliato in piccole lamelle, farlo leggermente fondere in superficie quanto basta per farlo aderire alla meringa. Ora procediamo con la salsa di melone al moscato. Sbucciamo il melone, priviamolo dei semi e otteniamo il succo di melone con l'estrattore. Scaldarlo in un pentolino con la cannella ed il miele. Nel frattempo mettere ad ammorbidire la colla di pesce in acqua. Non appena il succo di melone prenderà il bollore, spegnere. Unire la colla di pesce mescolando bene e in ultimo il moscato d'Asti. Far raffreddare e non appena avrà preso l'aspetto gelatinoso versare il composto in una salsiera. Bene! Ora abbiamo anche la salsa di melone al moscato pronta per accompagnare la nostra tavolozza di formaggi DOP. Sfizioso questo modo di servire un assaggio di formaggi, vero? La gelatina di melone, se preferite, potete sostituirla anche con una marmellata di fichi, di pere o di pomodori verdi. Non dimenticate di accompagnare il tutto con un Alto Adige DOC Brut.
Un saluto a voi!